Le distanze vanno prese in modo rispettoso, sintetico ma chiaro. Il patriarca di Venezia commenta così le polemiche che si sono scatenate intorno al matrimonio dell'anno tra Jeff Bezos e Jeff Sanchez. 39enne incinta di 6 mesi investita da un'auto mentre attraversa la strada al Lido di Venezia. La donna portata d'urgenza in ospedale, timori per il bimbo. Giallo di Alex Marangona, ad un anno dalla morte del 25enne, pronti gli esami tossicologici per accertare se avesse assunto ayahuasca. Mamma Sabrina e papà Luca stasera ospiti a Ring. Arresto in flagranza per una donna straniera sorpresa con un carico di cocaina per circa 300.000 euro, a fermarla gli agenti della polizia durante un controllo in centro a Mestre. Senza stabilizzazione il futuro è a rischio, la protesta dei precari della giustizia che hanno fatto sentire la loro voce anche a Venezia. 20.000 chiamate e 9 assunzioni in 6 mesi al bilancio del lavoro del gruppo di telefonisti detenuti nel carcere di Santa Maria Maggiore, divenuto fiore all'occhiello del sistema di prenotazioni CUP dell'ULSS 3 Serenissima. Nel 89 gli rubarono il motorino, i carabinieri del Lido ritrovano il mezzo abbandonato tra le sterpaglie e 36 anni dopo lo restituiscono al proprietario, decisamente sorpreso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi, ma in primo piano come sempre il lunedì e il martedì il tema del nostro sondaggio di oggi, che è relativo alle polemiche che ha scatenato il matrimonio dell'anno, tempo di bilanci per le nozze tra Jeff Bezos e Loren Sanchez. Per giorni Venezia ha avuto gli occhi del mondo puntati addosso, tra gossip, proteste e polemiche, categorie economiche soddisfatte, ma continua la polemica da parte del popolo no Bezos per una città svenduta, città dove restano i problemi di sempre, dall'overtourismo alla carenza di alloggi a prezzi accessibili. Ecco quindi che vi chiediamo, nozze di Bezos, Venezia è stata davvero svenduta? Potete esprimere il vostro parere su questo tema con le consuete modalità chiamando ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso di Ring, in onda a partire dalle 21. E sulle nozze dell'anno interviene oggi anche il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. Le distanze vanno prese in modo rispettoso, ha detto. Sentiamo. Io non sono entrato, anche perché non mi sembra che sia un matrimonio cristiano, no? Nel senso che sia stata una grande manifestazione in cui evidentemente si è espressa una visione culturale. Chi non si ritrova in questa visione culturale può anche prendere le distanze. Credo che sia importante, prenderle nel modo dovuto, rispettoso. A margine di un incontro nel carcere di Santa Maria Maggiore, il patriarca di Venezia ha commentato così le polemiche scoppiate nei giorni scorsi sul matrimonio tra Jeff Bezos e Loren Sanchez, che dopo aver celebrato e festeggiato hanno salutato la laguna alla volta delle coste croate. Mister Amazon però si è detto amareggiato per le polemiche che si sono venute a creare tra proteste e chi parlava di una città svenduta, al contrario di chi invece l'ha vista come un'opportunità. A fare il bilancio di queste giornate anche il prefetto di Venezia Darcopellos. Chi voleva protestare entro le regole l'ha potuto fare, ha dichiarato. Gli ospiti hanno fatto quello che dovevano fare senza preoccupazione e la città non è stata blindata in modo che turisti e residenti abbiano potuto viverla serenamente. Sono stati garantiti i diritti di tutti, ha concluso, favorevoli e contrari, e la città ha fatto una bella figura dimostrando ancora una volta di essere in grado di reggere ogni tipo di evento. Ma all'indomani dell'evento dell'anno, che cosa ne pensano i residenti? Per me, che sono veneziana e locale, non è cambiato granché dal punto di vista del fatto che comunque Venezia è una città commerciale, una persona che ha molti soldi ha fatto quello che comunque ha fatto i suoi interessi ed è andato via. Se c'è richiesta c'è offerta, se c'è offerta c'è richiesta, è l'unica cosa che posso dirti. È vero che ha fatto la donazione importante, però il messaggio è: chi è forte e potente si può comprare per 3 giorni una città. A me personalmente non ha dato fastidio, capisco anche magari le critiche da un punto di vista concettuale, però poi nel concreto non c'è stata nessun tipo di interferenza, almeno per quanto mi riguarda.
La cronaca con la notizia del grave incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio. Un furgone è finito fuori strada, è morto un uomo a bordo di un Volkswagen Caravelle che trasportava 3 persone. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 17:30 sulla provinciale 54 in corrispondenza di via Valle Tagli nella frazione di Brianne in territorio comunale di Eraclea. Secondo i primi rilievi si tratta di una fuoriuscita autonoma. Una delle 3 persone a bordo è rimasta gravemente ferita, colta da un arresto cardiaco, cui è seguito il decesso. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà con i sanitari del 118 e l'elicottero del SUEM. La polizia locale sta eseguendo i rilievi sul posto. La strada è chiusa al traffico. In un altro grave incidente è rimasta ferita una donna di 40 anni incinta di 6 mesi che è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada al Lido di Venezia. Paura questa mattina in via Sandro Gallo a Città Giardino del Lido di Venezia, dove una donna in stato di gravidanza è stata investita mentre attraversava la strada poco prima delle 11 nei pressi della pasticceria Caldara. La donna, una quarantenne residente al Lido, è stata soccorsa immediatamente dai passanti e dal personale della pasticceria che hanno chiamato il 118. Le sue condizioni hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso del SUEM, atterrato nel vicino campo da rugby delle Quattro Fontane. La paziente è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni mediche, la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma la situazione è stata considerata seria vista la gravidanza in corso. Alla guida dell'auto che ha investito la donna c'era una giovane di 25 anni, anche lei residente al Lido. Sul posto è intervenuta la polizia locale per effettuare i rilievi e gestire il traffico particolarmente intenso in quel momento. L'incidente ha attirato l'attenzione di numerosi passanti che hanno assistito preoccupati alle operazioni di soccorso. Le indagini sono ora in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Il giallo di Alex Marangon ad un anno dalla tragica morte del 25enne di Marcon, pronti gli esami tossicologici per accertare se avesse assunto ayahuasca durante il rito sciamanico all'abbazia di Vidor nel Trevigiano. Mamma Sabrina e Papa Luca stasera ospiti a Ring. Ad un anno dalla tragedia potrebbe essere chiarito nei prossimi giorni il giallo sulla morte di Alex Marangon. Sono pronti gli esami tossicologici che dovranno accertare se il giovane barista 25enne di Marcon avesse o meno preso la tisana di ayahuasca, sostanza vietata in Italia, derivata da piante amazzoniche che avrebbe anche un potente effetto allucinogeno. Il perito che ha concluso gli esami avrebbe chiesto la proroga di 1 settimana per potersi confrontare con i consulenti di parte ed è ancora aperto il fascicolo in procura per omicidio volontario, anche se l'ipotesi che si sarebbe fatta avanti è quella di un tragico incidente. Alex, dopo un rito sciamanico la notte tra il 29 e il 30 giugno dello scorso anno, è caduto da un terrazzo dell'abbazia di Vidor finendo sul Piave. Fra le ipotesi, quella che l'assunzione di sostanze allucinogene lo possa aver reso totalmente confuso e alterato psicologicamente. Ora, con questi ultimi accertamenti, si saprà la verità su quello che il giovane ha preso quella maledetta notte, quale sostanza abbia assunto. Le parole dei genitori sui social, i ricordi di Alex, il sorriso e l'amore per la vita. Papa Luca scrive: è passato un anno e la verità di cosa sia successo quella maledetta notte è lontana e quasi sicuramente non la conosceremo mai. Speravo che il tempo lenisse il dolore e la sofferenza, ma invece mi sbagliavo di grosso. La ferita nel mio cuore si fa sempre più profonda. In una lettera allo strazio di mamma Sabrina, che non riesce a darsi pace: volevi cambiare il mondo, credevi nella bontà delle persone, ma non tutte meritavano la tua fiducia. Ti prometto che farò di tutto perché tutto quello che hai seminato nella tua giovane vita non venga dimenticato. Ancora cronaca, fiamme e paura. Ieri sera a Bibione, dove un incendio è scoppiato all'interno del King Pub, costringendo clienti e personale ad una rapida evacuazione.
Attimi di paura a Bibione, in via delle Costellazioni. Poco dopo le 20:40 di ieri un incendio è divampato all'interno del King Pub. Le fiamme hanno avuto origine nella cucina a causa di un malfunzionamento della friggitrice. Al momento dell'incendio all'interno del locale c'erano numerosi clienti e personale, molti dei quali stavano cenando. L'improvviso sviluppo del rogo ha costretto tutti a evacuare rapidamente in una corsa per mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Portogruaro, Latisana e Lignano, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La polizia locale invece ha supportato le operazioni garantendo l'ordine e la sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. Da stamattina stiamo facendo le valutazioni, non sappiamo ancora perché sono tutte apparecchiature elettroniche e quindi col surriscaldamento e con le fiamme vicine hanno portato a danneggiarsi pezzi anche non molto vicini a dove c'era la fiamma, quindi non siamo ancora capaci di fare circa dai 20 ai 25 mila euro. Il locale è agibile nella parte sottostante, solo la cucina è inagibile. Le squadre stanno già lavorando da stanotte, abbiamo chiamato i nostri elettricisti, i nostri tecnici, tutte le aziende anche produttrici sono attivate già da stanotte per sistemare il punto vendita. Presumo che entro 2 giorni la cucina torna a essere in funzione. Venezia, arrestata donna con 3,5 kg di cocaina, valore stimato 300.000 euro. Al dettaglio però poteva fruttare ben 700.000 euro. Arresto in flagranza di reato per una cittadina straniera sorpresa con un carico di cocaina del valore stimato di circa 300.000 euro. Stupefacente che al dettaglio poteva fruttare oltre 800.000 euro. A fermarla sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Venezia durante un controllo avvenuto nei pressi del centro di Mestre. Gli agenti della squadra volanti, al termine del loro turno, hanno notato una donna che somigliava a una nota borseggiatrice e hanno deciso di sottoporla ad un controllo. Nella borsa che portava con sé sono stati trovati 3 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 3,5 kg. Il controllo si è poi esteso all'attività commerciale situata nel centro di Mestre, dove la donna ha dichiarato di lavorare. La perquisizione del locale ha portato al sequestro di altri 30 grammi di cocaina con un valore stimato di circa 3.000 euro e 10.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. La donna è stata immediatamente arrestata e trasferita alla casa di reclusione femminile della Giudecca in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto. I precari della giustizia scendono in piazza anche a Venezia, futuro a rischio senza la stabilizzazione, dicono. Sentiamo. Oggi manifestiamo perché a fronte soprattutto dell'aumento del 5% che è stato deciso dal governo centrale rispetto al Ministero della Difesa, e si parla oggi di spending review, quindi sicuramente di andare ad apportare dei tagli anche dove all'interno dell'amministrazione della giustizia, che ha già comunque un'elevata carenza di personale, tanto che noi già 3 anni fa siamo stati assunti proprio a supporto del personale amministrativo esistente. Torna a farsi sentire anche a Venezia la voce dei lavoratori precari assunti grazie ai fondi del PNRR negli uffici giudiziari. Il loro contratto scadrà tra 1 anno, ma il rischio è che senza stanziamenti per la stabilizzazione migliaia di questi professionisti vengano lasciati fuori, con la possibile perdita di oltre la metà degli attuali lavoratori in servizio. In Tribunale di Venezia al momento sono in ordinario circa 212 persone, di queste 212 persone sono assunte a tempo determinato 90 persone, queste 90 persone sostanzialmente al 30 giugno del 2026 con la scadenza del loro contratto dovranno tornare a casa. Secondo i dati più recenti si registrano gravi carenze di organico negli uffici giudiziari, cui si sommeranno migliaia di pensionamenti nei prossimi mesi. A livello nazionale le stime parlano di oltre 15.000 posti vacanti nel settore giustizia. I lavoratori chiedono stabilità, dignità e un riconoscimento reale del loro ruolo nel buon funzionamento della macchina giudiziaria. La protesta è un nuovo appello al governo e al Ministero della Giustizia affinché non sprechino competenze acquisite e risorse già investite.
Noi chiediamo la stabilizzazione, è necessario che tutte le lavoratrici e i lavoratori precari del PNRR vengano stabilizzati. In questo momento la finanziaria ha messo risorse soltanto per 3.000 di questi precari e è chiaro che se questo avverrà il Palazzo della Giustizia non potrà, la giustizia in questo Paese non potrà essere garantita. A 6 mesi dall'istituzione del CUP nel carcere di Santa Maria Maggiore, l'ULSS 3 ed il direttore della struttura tracciano il bilancio sull'operato dei detenuti. 20.000 chiamate e 9 assunzioni in 6 mesi. È il bilancio del lavoro del gruppo di telefonisti detenuti nel carcere maschile di Santa Maria Maggiore, divenuto fiore all'occhiello del sistema di prenotazioni CUP dell'azienda sanitaria veneziana. Si occupa delle prestazioni orientate prevalentemente verso il laboratorio, quindi sottraendo una serie di allineamenti che il cittadino richiede rispetto alle prestazioni di laboratorio e non andando a gravare sul CUP generale, e soprattutto che il cittadino non si accorge di avere un interlocutore diverso. Qui è l'azienda che si presenta, è l'azienda che dà delle risposte, in questa situazione dà delle risposte qualificate e appropriate rispetto al bisogno dei cittadini. Io non posso essere che soddisfatto di quello che abbiamo fatto come servizio ai cittadini e come servizio alla comunità. E quello che abbiamo notato è che proprio all'interno di questo servizio quella loro sensibilità che alcuni hanno imparato a sviluppare, visto anche il contesto nel quale vivono, ritorna estremamente funzionale nella gestione dell'utenza, quindi il rapportarsi alle persone anziane, alle persone che vivono un momento di difficoltà e necessitano di servizi sanitari per poter affrontare queste problematicità, trovare dall'altra parte una persona che sa ascoltare è il risultato vincente. Il risultato è stato presentato all'interno della struttura al termine di una messa a cui ha preso parte anche il Patriarca di Venezia per celebrare il santo patrono delle guardie carcerarie. Assunti lo scorso novembre, i detenuti, selezionati tra i circa 270 ospiti della struttura, gestiscono 300 telefonate al giorno e da 3 sono diventati 9. Uno di loro è stato anche promosso oltre le sbarre, ritrovandosi con la stessa mansione all'ospedale dell'Angelo di Mestre. I criteri vengono condivisi con il personale educativo del carcere, ma essenzialmente un minimo di conoscenza dell'informatica, vuol dire di base, una buona predisposizione linguistica, nel senso appunto molti sono anche volenterosi, ma purtroppo magari abbiamo difficoltà di inserirli per problemi linguistici, per cui queste sono le caratteristiche base. Una vicenda davvero incredibile quella che ora vi raccontiamo. Gli avevano rubato il motorino 36 anni fa, nel 1989, e con sua enorme sorpresa i carabinieri lo hanno ritrovato e gliel'hanno restituito. Inutile dire che il proprietario del motociclo di cilindrata 250 marca Benelli avesse perso da anni ogni speranza, finché i militari della stazione del Lido, nel corso di quotidiani servizi, hanno rinvenuto il motociclo abbandonato tra alcune sterpaglie, riuscendo così a ricostruirne la storia ormai più che trentennale. L'uomo, nonostante il tempo trascorso e la notizia da parte dei carabinieri, non ha trattenuto la commozione nel ritornare in possesso di quello che ormai è un cimelio della propria gioventù. A Mira, ora, dove prende vita il progetto Dagiare a Punta Fusina per il rilancio sostenibile della laguna. Dagiare a Punta Fusina è l'ambizioso piano di recupero e valorizzazione del fronte lagunare mirese presentato nella suggestiva Villa Vernier Contarini a Mira. L'iniziativa punta a valorizzare la storica spiaggetta delle Giare affacciata sulla laguna di Venezia per restituire alla comunità e ai visitatori un luogo ricco di storia e potenzialità naturalistiche. Il progetto sarà finanziato con 500.000 euro provenienti dalla legge speciale per Venezia. Galleggianti, la presenza di un orto botanico dei prati salati, quindi delle piante alofile lagunari, una spiaggia verde, quindi uno spazio a terra nel quale si possono aggregare le persone, prendere il sole, comunicare, stare insieme,
È rivolto sia alle persone adulte che persone in età scolare che possono attraverso questi spazi fruibili, anche con torri di avvistamento, sistemi di osservazione dell'avifauna, conoscere i luoghi che sono tipici di questi posti di Gronda. L'obiettivo è favorire un turismo lento, rispettoso dell'ambiente e della biodiversità locale. È una sfida, ma crediamo che anche il turismo di domani vada in questa direzione, quindi viaggiatori, persone che vogliono vivere luoghi incontaminati, al contatto con la natura. Sarà possibile fare birdwatching, approfondire il tema anche della pesca, quindi insomma torniamo alle origini. In una fase successiva il piano includerà la riqualificazione dell'ostello e della chiesetta delle Giare, oltre a nuovi collegamenti tra le aree verdi limitrofe. Un tempo meta delle famiglie meno ambienti, la spiaggetta delle Giare si prepara a diventare un luogo simbolo di turismo ecologico e inclusivo, oltre che un luogo da riscoprire e vivere appieno per i residenti del territorio. Potremo andare in gara a fine settembre, primi di ottobre. Con l'avvio della gara e inizio lavori, il progetto per il primo stralcio, che è quello della riqualificazione della spiaggetta delle Giare, di quell'ambito lì, ha come lavori 12 mesi o 18 mesi, questo è l'ambito di intervento. È tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, l'appuntamento consueto con il nostro meteo. Arrivederci.